La curva di mascheramento la definisce di tipo divergente perché non riesce a trovare sostanzialmente una frequenza in grado di poter mascherare l'acufene con un livello di poco al di sopra rispetto alla soglia uditiva del soggetto. E d'altronde mi permetto di dire che andare a inviare delle frequenze o meglio degli stimoli a una frequenza bassa, 250-500, in cui abbiamo grande energia di tipo meccanico, comporta sostanzialmente o può comportare, se mantenuta nel tempo, lo vedremo poi per quanto lo maschera, se mantenuta nel tempo, a mio giudizio, eccessivo stordimento nel paziente per fenomeni di vibrazione. In questo caso chiaramente egli non riesce a dare una ipotesi diagnostica di questo tipo di acufene, anche perché nella prossima tavola rotonda che faremo al Nazionale di Audiologia, Otemissioni, 30 anni di esperienza, capiamo bene che se tutto questo è stato fatto nel 71, le otemissioni forse non erano state neanche scoperte. Andiamo a vedere